Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Sono troppo scuro, poco puro, questa è l'etichetta che c'ho sotto il muso, me ne fotto, giuro, e gioco duro, nonostante abbia il fuoco al culo. Non rispondo ai criteri di una società di mente asciutte colpite da una lunga siccità e vengo messo da parte nel sociale e nell'arte. Vogliono farmi le scarpe, i loro sguardi mi insultano, i sorrisi mi inculano, i loro dubbi su di me in paura si mutano e quindi mi buttano merda e mi sputano addosso per i crimini che loro congiurano. Sono la capra negra, mio passaggio qui su è una tappa fredda, io la calda preda da prendere di mira per le prossime gare, sono un pessimo affare. Questo è Tech Money per Crossing TV. Ci siamo ragazzi? Ci siamo, siamo partiti alla grandissima, avete capito che siamo con Tech Money e questa era la stessa storia dell'album Circostanze. Così. Tech Money, un po' di indicazioni che magari qualcuno non sa, vai Tech. Vai, allora io sono Tech, sì, per chi non mi conosce mi chiamo Piarte Tech, nome e cognome, e mi piace presentarmi così, Piarte Tech. Gli amici mi chiamano Tech Money, sono nato nell'82 in Camerun, all'età di 6 anni mi sono trasferito in Francia con i miei genitori, da 6 a 20 anni ci sono stato e è lì che ho iniziato a muovere i miei primi passi nella musica. Devo precisare che ho iniziato facendo del ragamuffin, che è un derivato del reggae. Tipo, faccio un esempio. Tipo... Pas bon si t'as rendu l'or enfer, alors je rendrai ton paradis en enfer. Pas bon si t'as rendu l'or enfer. Cioè praticamente dico non è bello che tu abbia trasformato l'oro in ferro, allora io così trasformerò il tuo paradiso in inferno. Il tuo primo pezzo rap da giovincello, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Vai. Era in francese, faceva... Ce n'est pas évident ce qui se passe en Afrique, sur le plan politique comme sur le plan économique. Un seul mot d'unité, c'est ça la démagogie, le langage politique et ces affaires de l'économie. Ne vous en mêlez pas, ça c'est Tech Money. Y a pas le choix, aujourd'hui je prends avec l'ami, je prends le vol jeudi. Una roba così qua. Allora, età intanto? Età avevo tipo 12 anni. 12 anni e mi facevo aiutare dal mio fratello maggiore a scrivere le canzoni, no? Questa cosa racconta? Questa parla dell'Africa, di quello che... perché sai, erano gli anni 80, la guerra fredda tra America e Russia, che però si faceva tutta nel terzo mondo, quindi anche in Africa, e quindi parlava della situazione non abbastanza evidente dell'Africa, che sul piano economico o politico, di quel che succede, lo sfruttamento dell'Africa, insomma, cioè a quell'età lì ero fissato un po'. Ma a quell'età lì eri anche abbastanza informato, direi. Sì, ero informato perché per forza, perché sono cresciuto in una famiglia africana in un paese occidentale e comunque, cioè, se non sei informato un po', cioè, te la prendi in quel posto, nel senso, l'informazione, il sapere è un'arma, cioè, questo me l'ha sempre detto mia mamma, quindi... Spiegaci dal tuo punto di vista, all'interno, cosa vuol dire essere una seconda generazione in Francia e cosa vuol dire essere una seconda generazione in Italia. Essere una seconda generazione in Francia vuol dire essere quasi sempre un disoccupato. In Italia ancora non lo so, però penso che una seconda generazione in Italia abbia anche più possibilità di fare qualcosa della propria vita, no? Perché in Italia comunque per adesso le seconde generazioni sono anche meno ghettizzate, no? Se vuoi, io vedo i ragazzi, quando giro anche in autobus, vedo molti ragazzi di diversi strati sociali, anche di diversa appartenenza culturale, che vanno insieme e non mi sembra che ci sia un attrito particolare. Io quando ero piccolo gli arabi andavano in giro con gli arabi, i neri andavano in giro con i neri, i bianchi con i bianchi, cioè, quando andavo a scuola. Quindi niente, penso che, non lo so, che in Italia ci sia, come dire, una breccia, una speranza, capito, per un immigrato di seconda generazione piuttosto che in Francia. In Francia ormai, cioè, penso che sia cotta la mela, sia cotta, che ci sia poco da fare e niente. La Francia è un paese che conosciamo tutti, molto ipocrita e tutto, quindi niente, io proprio per quel motivo ho deciso di cambiare vita e di venire in Italia, e ci sono ancora in Italia dal 2002, quindi mi ci trovo bene, cioè mi trovo bene a Bologna e niente. Sei un nero italiano? Nero italiano no, io sono Tech, sono un nero del mondo, cioè non so dove sarò fra 10 anni, per adesso sto bene qua, magari cambieranno le cose qua e me ne andrò altrove, ma d'altronde questa è la storia dell'umanità, l'uomo ha sempre cambiato posto in base alle sue esigenze. In Francia le rivolte scoppiano nel ritmo di una al mese,
in ogni quartiere, capito? Però giustamente non vengono mediatizzate perché sono rivolte che subito vengono placcate, perché comunque nelle banlieue in Francia c'è un disagio che vige, che regna da più di 30 anni, cioè nel senso la gente sta male, i giovani non hanno niente da fare tutto il giorno, c'è una gran disoccupazione, un gran tasso di analfabetismo. E la Francia, essendo un paese costruito sulla rivoluzione, uno appena nasce, le prime cose che fa, le prime cose che gli insegnano è che te sei una grande nazione che ha fondato il suo potere sulla rivoluzione, l'insurrezione popolare. Però non dovrebbero succedere queste cose qua, perché giustamente non c'è l'integrazione finta in Francia, è finta, l'integrazione vera non esiste in Francia, c'è un po' quello. In Italia invece penso che sia possibile che qualcuno lavorando sodo riesca a farsi qualcosa, a integrarsi nella società e non avere mai problemi. Beh, un po' di speranza da Tech Money finalmente. Sì. Bologna, il bello e il brutto per Tech Money. Bologna è tutta bella, una gran bella città, c'ha questi portici, c'ha tutto il resto. L'unica cosa sono le infrastrutture, ecco. Il brutto di Bologna, secondo me, se devo essere sincero, sono le infrastrutture, non ci sono abbastanza per la gente che vive a Bologna. È molto piccola come città, però secondo me c'è un'alta densità di popolazione, no? Per metro quadro, quindi ci vorrebbero dei servizi più efficienti. Però per il resto io sto bene a Bologna, amo Bologna, amo i suoi portici, amo anche la sua gente che è così solare e tutto il resto. È il centro dell'Italia, cioè da Bologna posso arrivare ovunque. Senti, il posto più strano dove hai scritto una canzone di Bologna? Il posto più strano lo devo dire? Sì. Allora, nel cesso del mio ex posto di lavoro. E invece il posto più bello? Il posto più bello dove ho scritto una canzone è casa mia. Tech, se tu fossi un paio di scarpe, che scarpe saresti? Sarei una all star, perché sono abbastanza classico come persona e come accomodante. E se invece fossi un'ora della giornata? Direi così a bruciapello le 3 di pomeriggio, perché tendenzialmente c'è il sole e posso andare ai giardini a prendere un po' di sole con gli amici, a non fare niente. E invece una stagione? Una stagione la primavera, il top la primavera. Bene, la puntata finisce qui, ringraziamo Tech Money, grazie. Beh, grazie a voi. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.